Amici bellini, ho avuto lo stomaco no, perché poi il primo tempo era interessante, però ho riguardato la partita, prendo un pochino di screenshot, una sorta di mini analisi, non è approfondita come quando lo facciamo in campionato, anche perché è un amichevole, e ci leghiamo il discorso del mercato, perché Di Marzio ha ribattuto che il Napoli, se vende Lukaku e Lang, sblocca Gabriel e Ceballos, e purtroppo non può essere così, specialmente in vista della nuova emergenza che abbiamo in difesa. Cominciamo. Io sono ossessivo semplicemente perché siamo pochi, anzi ringrazio tutti quelli che si sono iscritti in queste ore, insomma, perché vi avevo ribadito questa cosa, no? E il 32% non è iscritto, grazie, andremo a raffica, e grazie a quelli della community che con pazienza mi sentono parlare di liste dal 1° maggio in poi, e finché Di Marzio non mi ascolta e non vi dice anche lui che... Lasciate un like un attimo in questo momento, like, click, perché è qua che io metto poi gli screenshot della partita, perché in qualche modo a livello subliminale dobbiamo sempre guardare le liste, perché Lukaku non sblocca proprio niente. Sia chiaro che Lukaku è già fuori, l'ho messo qua, proprio fuori, uscite, e non sblocca proprio niente, siamo ancora a 17. Se riesci a togliere Lang ti puoi prendere il difensore che in questo momento è Badiashile. Sì, il difensore te lo puoi prendere anche under, diciamo Thiago Gabriel, diciamo il prestito di Leoni, diciamo tutta una serie di cose, però il difensore under ti dà quella certezza perché ti deve essere affidabile. Il Napoli l'ha fatto spesso, Nathan, difensore under, così e così, poi è andato bene poi in Spagna. Rafa Marin non ha convinto, te lo sei preso da under. Marianucci non ha convinto, te lo sei preso da under. Gli under per me devono essere i giocatori d'attacco, è una convinzione che ho io, a meno che non trovi Cubarsì e non trovi giocatori, o magari lo stesso Leoni che prima dell'infortunio era subito già un prospetto incredibile, Oisen, quello che si è preso dalla Juve, il Real Madrid. Ci sono dei profili ma quanto costano? Costano 50, 60, 70, cioè 100 milioni. Se trovi un difensore under di una ventina di milioni nemmeno sei sicuro, e allora cominci il campionato con Rachmani, Rafa Marin, con Olivera adattato. E ho rivisto la partita, purtroppo Olivera gli gira intorno e se ne va. Ho paura di adattare troppo i giocatori. E un altro che si sta adattando e che ho paura di perdere è questo signore qua, Alisson Santos. Perché? E vorrei parlarne bene, perché ieri ha perso moltissimi palloni, e lo sapete che io sono affezionato a lui perché mi ha impressionato quando è arrivato, non avevo grandi aspettative, ha fatto benissimo, percentuali di realizzazione di dribbling molto alte, ed è una speranza a cui io mi aggrappo per creare superiorità numerica e creare gioco e occasioni da gol. Il problema è che già nel primo tempo, che è quello che ci è piaciuto un pochino di più, il Napoli comunque in certe fasi della gara si abbassa al punto da diventare un 6-3-1, perché tu dici vabbè, 3-5-2, poi c'hai 3 difensori che si abbassano con i quinti. Quando giochi a 4 dovrebbe essere un po' più moderno, ma se i 4 difensori poi diventano 6, abbassandosi Politano e abbassandosi Santos, aiutatemi, diventano troppi i metri che devono fare le ali per poi recuperare e andare in avanti. Quindi con molta calma, il discorso del mercato lo teniamo in sospeso perché lo conosciamo a memoria. Ovviamente deve arrivare Gabriel Jesus, benissimo, deve uscire Lucca, ma subito. Cercare di non so, dovrò cercare di dare tutte le mie... E purtroppo Lucca ha dimostrato, insomma, ha avuto anche le occasioni, perché Lang lo ha messo spesso in condizione di cross anche abbastanza precisi, con la testa così schiacciando da terra. Non lo so se veramente è recuperabile. Io sto solo leggendo che poi se la Lazio va su un giocatore magari tra Pinamonti, Pellegrino e un Piccoli magari in uscita, se quelli non vendono, che non gli piace più a Gattuso Lucca, purtroppo. Ma andiamo a vedere un attimo questi screenshot, perché ci sono stati dei momenti nel primo tempo, e secondo me è anche una questione di l'aspettativa è così bassa che basta vedere un po' di pressing come è
capitato in questa fase, per esaltarci, dice oh Allegri è cambiato, ci divertiamo quest'anno, siamo moderni. Direi di andarci un attimo con calma, perché quello che ho notato e vi ho detto nel video di ieri è che il Napoli alterna le due fasi, a volte pressa forte, a volte aspetta. Ora questo a volte pressa forte io me lo sono spiegato con la spalla, no, con la spalla coperta, quando ti metti il giacchettino, la palla coperta, cioè quando il pallone, quando l'avversario nostro è spalle alla porta e quindi gioca all'indietro, e lì il Napoli diventa aggressivo. C'è un altro momento in cui parte il pressing del Napoli e parte da Højlund, è lui che insomma comanda il pressing. Quando parte lui in pressing gli altri seguono, virgola, devono seguire, perché se lo fa solo uno il pressing, ti stanchi, loro la passano a un altro che sarà libero e non c'è problema. Invece nei primi minuti il Napoli ha fatto bene questo pressing, guardate Anguissa come bello alto, seguono sia McTominay che Lobotka e seguono tutti. Se lo fai di squadra costringi anche una squadra abituata a palleggiare a perdere palla, perché devono forzare la giocata. In questo caso l'hanno buttata in fallo laterale molto bene. Però ci sono anche fasi come questa dove se guardate Højlund passivo e vedete la palla qui, quindi questa è palla scoperta, cioè loro guardano la nostra porta e quindi possono fare, il Napoli si abbassa. In questo momento sembra 5-4-1 in fase di attesa, perché c'è Alisson Santos sulla linea di McTominay, Lobotka e Anguissa, con Politano che si abbassa naturalmente a coprire Di Lorenzo e diventa il terzino aggiunto che fa la fase difensiva. Quello che mi è piaciuto invece, più del pressing, mi è piaciuto che il Napoli con coraggio va a riempire l'area con molti uomini. In varie occasioni, quando abbiamo sviluppato bene e un paio di semplici verticalizzazioni, e lo devo sempre sottolineare, Lobotka non verticalizza, Lobotka verticalizza. Quando abbiamo fatto un bel movimento senza palla, Lobotka verticalizza. Ed è importante parlare del play, perché poi dobbiamo parlare di Kevin, che in quella fase, in quella zona di campo, non lo so. Insomma, guardate con quanti uomini, Olivieri è arrivato fin qui, Alisson a quel punto non serve sull'esterno perché non è un colpitore di testa, ma va a prendersi l'eventuale seconda palla. Ovviamente McTominay, Højlund. Qui addirittura aveva continuato la corsa Rrahmani, quindi molto molto bene questo tipo di coraggio nell'andare a riempire l'aria, perché Allegri l'ho sentito nell'allenamento, dobbiamo fare gol, dobbiamo fare più gol, perché altrimenti le partite non si vincono, non si sbloccano e ce la passiamo tra di noi. Questa è la cosa secondo me più positiva che ho visto nel primo tempo, ancora più del pressing, perché il pressing è stato fatto alternatamente. Questa è un'occasione che ha avuto Santos, qui aveva fatto un lavoro straordinario alla Lukaku, il nostro Højlund che ho visto un pochino meglio rispetto alla partita anche dove aveva segnato, l'ho visto un po' meglio nella lotta con l'avversario, ha tenuto palla, ha fatto da perno, ha subito dei falli, in questo caso riceve un lancione di Rrahmani e riesce a lottare con l'avversario, a liberarsene e a mettere in condizione Santos di tirare, che prova il dribbling invece di provare il lato lungo, l'angolo lungo, stringe come lui alla Mbappé, come lui subito fa. Radu in questo caso para. Questa è una delle cose più promettenti, più positive che ha fatto Santos. Un paio di volte se ne è dato sull'esterno perché gioca lui più toccando la linea rispetto a stare centrale, ed era Oliveira a fare le sovrapposizioni interne, mentre dall'altra parte Politano più centrale e Di Lorenzo a sovrapporsi in questo caso esterna. Però oltre a queste cose spesso Santos ha perso palla e poi è andata anche a recuperarla, perché con grande generosità abbiamo visto fare grandi rincorse a Alisson Santos fino alla nostra bandierina. Perché ti siedi in colpa, perché non puoi perdere il posto, perché non puoi pensare che perdi palla e poi magari ti scala nelle gerarchie un Giovane, uno stesso Lang quando tornerà Neres, se tornerà Neres, insomma, quindi la voglia di dire ho perso palla ma la vado a recuperare, e in un paio di volte ci è riuscito. Non vorrei però che per questo perdesse poi quella lucidità che serve per essere brillante ed efficace nel dribbling e in fase offensiva. Anche qui vedete passivi, se vedete Højlund passivo, credo che tutti gli altri si mettano in attesa e controllino dove sta il pallone, dove sta andando il pallone, e fanno gli scivolamenti
così come fa anche Sarri in fase difensiva, senza quell'aggressione sulla palla e uomo su uomo che vediamo su Fabregas, che vediamo con Gasperini. Si è fatto ogni tanto e ci siamo esaltati, ma in altre fasi non è fatto. Qui sì, qui l'abbiamo fatto, vedete come Lobotka è così alto. Alle volte abbiamo visto anche i centrali arrivare ben oltre il centrocampo a cercare l'anticipo sugli attaccanti spalle alla porta. Se non riesci ad anticiparli fai fallo, e questa è un'altra cosa che ho visto positiva. Quando gli Anghissà e i McTominay vanno a fare le mezze ali che si inseriscono e vanno a riempire l'area, se l'azione non va a buon fine si deve tornare indietro, e Anghissà ha fatto quei falli, quelli là giusti, quelli là che se ne fai 2 o 3 arriva l'ammonizione anche se il fallo non è cattivo, perché se stiamo tutti in avanti e abbiamo preso questo rischio non possiamo accettare di prendere la ripartenza in faccia, si deve far fallo. Anche qui rivedete la difesa ibrida 4 più Politano, il centrocampo in questo caso a 4 e Højlund troppo isolato davanti. Se stai così solo non puoi fare il pressing da solo, quindi qualcuno secondo me deve stargli accanto, e questa è una cosa che abbiamo visto l'anno scorso. Vi ricordate la presenza di Elmas che poi andava a stringere sul play dell'avversario? Qualcuno deve accompagnare Højlund nel primo pressing, altrimenti non lo fai e ti rilassi, cerchi di riposarti a quel punto e fai girare il pallone sperando di chiudere tutte le linee di passaggio. Non è un calcio entusiasmante, è un calcio che ti può far anche addormentare, però se fai pressare poi Højlund da solo lo perdi completamente. Vedete qui come si crea questa famosa linea a 6 di cui vi parlavo, insomma una sorta di mezzaluna a 6 con laggiù Alisson Santos che diventa praticamente un ulteriore terzino aggiunto che permette a Olivera di stringere, di dare una mano. È come se ti ritrovassi coi braccetti, perché a quel punto vedete Olivera, Rafa Marin, Rachmani a 3, poi c'ha il quinto di Lorenzo, il quinto che fa anche Santos, Politano un po' più avanti, cioè in realtà siamo compatti, il blocco basso e medio basso è compatto, però lascia l'iniziativa all'avversario. Questo è ancora il primo tempo, ha tanto senso di essere analizzato perché poi ne abbiamo cambiati tantissimi, tra cui giocatori che come Kevin, come Gilmour non hanno minuti nelle gambe. Però vi volevo far vedere questa cosa perché si è discusso ampiamente dell'errore di Meret, l'errore di De Bruyne, di chi è la colpa. Per me io l'ho racchiusa così, che è una disaster class complessiva, generale, collettiva, perché secondo me Meret, se vede gli avversari intorno, non deve fare quel passaggio inutilmente rischioso. È vero che Kevin l'aveva anche controllato, però si preoccupa solo nella sua destra, non avverte l'avversario sulla sinistra, prova a controllare il pallone, non riesce fisicamente, gli manca quella brillantezza nel mettersi davanti. Un De Bruyne in forma prende fallo lì, si mette davanti, la controlla bene, o prende fallo o elude quella pressione degli avversari, e quindi una volta che ti sei girato, anzi hai fatto superiorità numerica, quindi concettualmente il passaggio ci può anche stare. Infatti nel primo tempo lo fa Milinkovic-Savic, però è Lobotka è quello che, oltre che si divertono anche a criticare di prima, la smista verso Rachmani, non la controlla e ha 3 giocatori avversari intorno che se tu la controlli prima e poi ti vuoi girare, cosa che Lobotka sa anche fare e cosa che sa fare Modric molto meglio di Kevin De Bruyne, ed è qua che noi ci dobbiamo chiedere: è plausibile che Allegri voglia utilizzare De Bruyne alla Modric? Sì, però occhio, perché le caratteristiche sono molto diverse. Modric 41 anni, ha più le movenze di Lobotka quando si deve girare col pallone attaccato ai piedi rispetto a un De Bruyne che deve allargare la falcata, deve guardare in avanti, può avere il lancio. Infatti ha messo più volte lo stesso Lang in condizione di essere 1 contro 1, in un'occasione c'è stato un fuorigioco anche dubbio. Insomma, De Bruyne da fermo ha la capacità di metterti in porta e di fare la differenza. Se lo metti in condizione di fare queste cose qua può essere un problema. Quindi qua è successa la stessa cosa, e Savic non è Meret e Lobotka non è De Bruyne e nessun problema. Questa dovrebbe essere poi l'occasione che ha portato alla traversa, credo, di Di Lorenzo. Però a sottolinearvi ancora una volta con quanti uomini arriviamo a riempire l'area. Questa è una cosa positiva, però dobbiamo stare poi attenti in fase di non possesso, quando le cose non vanno bene, pronti a far fallo oppure a far fallo.
potrebbe essere. Oppure Lobotka che resta con Rafa Marin e con Rachmani quando i centrali restano fermi, e a quel punto che vedete anche Olivera è andato fino in fondo. In ultimo, un'ulteriore fase passiva, ci sta anche insomma un po' di stanchezza, non c'è nemmeno da farsi male perché poi dovremmo evitare anche di farci male perché il campionato è alle porte, però in questo caso vedete chiaramente il 4-5-1 che poi è la fase difensiva normale di un 4-3-3, dove però io sono abituato dall'epoca di Gattuso che abbiamo visto l'alternanza almeno di una delle due mezze ali. In questo caso lo può fare McTominay vicino Rasmus o Anguissa, e secondo me McTominay è perfetto per affiancare Rasmus a fare un primo pressing, specialmente contro le squadre che giocano a 4, anche per tenerlo più vicino alla porta, e se recuperiamo una palla McTominay già sta là ed è uno dei nostri stoccatori, quindi ci sta che Politano e Santos siano sulla linea dei centrocampisti, però se poi si abbassano troppo rischiamo di perderli anche in fase offensiva, e per questo motivo sono delle pisciatelle. Ci spostiamo, vi chiediamo di nuovo il like e non mi spiego con quale criterio il Napoli dovrebbe affondare per Ceballos a sostituzione di Lang. Gli faresti fare lo stesso lavoro che in questo momento sta facendo Santos, lo stesso lavoro che abbiamo visto fare a Lang, cioè tanta corsa sulla linea laterale, va benissimo, però quello è un lavoro che dovrebbe fare Spinazzola, è un lavoro che dovrebbe fare Di Lorenzo, è un lavoro che fa Politano. Ma i giocatori di dribbling, se gli fai fare tutta la fascia come un esterno alla Di Marco, non credo che abbiano quelle caratteristiche là, e quindi al di là di quelle che sono le liste, il costo rosa totale, che il Napoli può pure decidere adesso siamo in emergenza, dobbiamo comprare e poi sistemiamo, daremo i giocatori, li svendiamo pure, ci perdiamo qualcosa ma dobbiamo avere la squadra pronta, va benissimo, ma non Ceballos, non avrebbe senso Ceballos. A quel punto veramente punta tutto su Fortini, su Favasuli, su Cacciamani, che adesso questo è il nuovo esterno del Torino inseguito dalla Roma. Vatti a prendere Singo, vatti a prendere Anthony Robinson, servono i giocatori di fascia, anche se giochi con il 4-3-3 un po' più guardingo, si faccia di conseguenza, altrimenti stai dando l'alibi ad Allegri, perché io da Allegri non mi aspetto un calcio spumeggiante, però ad oggi ci stiamo indebolendo, perché hai venduto Gutierrez, non hai preso nessuno, sono rientrati dei giocatori che non erano il non plus ultra della forza della tecnica, e ad oggi chiedere ad Allegri di fare meglio di Conte dell'anno scorso, se non ci fossero infortuni sicuramente sì, però è una squadra che ha un anno in più, quindi bisogna metterlo in condizione, noi vedremo, guarderemo le cose positive e le cose che non ci convincono, però con grande calma. Ad oggi bisogna mettere un'accelerata, io mi sarei aspettato almeno l'uscita di qualche nome, invece no, ci fanno sapere che insomma c'è distanza ancora per Badiashile e altri discorsi non se ne fanno, quindi questo è quanto, vi ringrazio dell'ascolto, il video vi arriva tardi perché nella speranza che potesse uscire qualche notizia un po' più interessante di cui parlare, però l'analisi ve l'avevo promessa e tanto vi dovevo. Da New York, Valerio Fluido è tutto, ci vediamo presto, domani sull'altro canale, voi seguite tutto e saprete sempre tutto.